Buonasera, eccoci insieme ancora per questo venerdì di studio della parola di Atti e proprio del capitolo numero 16, come vedremo. I titoli che abbiamo scelto per introdurre questa riflessione sono La lunga marcia, un titolo che non deve indurre in pensieri di carattere storico d'altra natura. Timoteo in campo è il secondo titolo, che potrebbe essere anche un sottotitolo rispetto a questo, La lunga marcia. E poi lo spirito guida, no in Asia, sì in Europa. E il terzo sottotitolo potrebbe essere proprio questo, Filippi, città sorprendente, e vedremo poi perché. Introduciamo questa nostra riflessione con una preghiera perché il Signore accompagni il nostro lavoro. Signore, Padre che sei nei cieli, che sei sempre presente dentro di noi, che abbiamo ricevuto lo Spirito, non per i nostri meriti, ma per il merito di Gesù Cristo, morto e risorto. Signore Padre, noi chiediamo la tua assistenza in questa serata di lavoro, ma soprattutto di gioia, di stare con te, Signore, e di poter verificare ancora una volta attraverso la tua parola, come abbiamo letto precedentemente, se le cose stanno veramente così. Sia gloria e onore al tuo nome, e sia onore al tuo nome per tutte le cose che faremo, Signore, per tutte le cose che diremo, anche le cose che saranno più gradevoli alle nostre orecchie, e qualcuna di queste cose anche che sarà sgradevole alle nostre orecchie, perché sentire parlare di persecuzione non ci piace mai, ma è gradevole alle nostre orecchie sentire altre cose, sentire che tu, Signore, in tutti i tempi storici hai aperto i cuori. Lo hai fatto, pensando a questo capitolo, a una donna, a una commerciante, lo hai fatto, Signore, a un carceriere, e lo hai fatto a un giovane figlio di mamma ebrea e di padre greco. Si lode al tuo nome, Signore, per quello che è successo nella storia della tua parola e quello che ancora oggi possiamo leggere, possiamo apprezzare, soprattutto perché vogliamo adorare anche con questa lettura, con questo studio, il tuo nome, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dunque il capitolo numero 16, di cui passo immediatamente alla lettura, dopo aver premesso che Timoteo è una nuova figura che entra nella storia delle scritture, un ragazzo, un giovanissimo probabilmente, un discepolo di una donna ebrea, come dicevo in preghiera, della città di Listra. Poi troveremo Paolo che assieme a Sila nella città di Filippi trovano questa donna Lidia, e poi i due nostri discepoli li troveremo in carcere a Filippi, ma a Filippi accadrà una cosa straordinaria, che un carceriere, un uomo rude, un uomo di guerra, improvvisamente sente che il Signore gli sta parlando e chiede a Paolo e a Sila che cosa deve fare per essere salvato. Questo è un passaggio che potremmo anche applicare fuori da questo contesto.
ci potrebbero essere anche delle persone che magari stanno seguendo il nostro online che si chiedono, signori, forse lo chiedono proprio a noi, che cosa dobbiamo fare per essere salvati? E poi troveremo che Paolo continua il suo viaggio, la sua lunga marcia, una lunga marcia che è partita veramente da lontano, è partita da Antiochia, perché dopo che la prima chiesa si raccolse a Gerusalemme, naturalmente, vi fu la chiesa di Antiochia e poi il viaggio, la lunga marcia di Paolo fu a Salamina, a Pafo e a Antiochia di Pisidia, la prima Antiochia che nominava era l'Antiochia di Siria, e quindi a Iconio, a Listra, a Derba, a Perga, e da qui ad Antiochia, a Gerusalemme ancora, e poi la verifica di tutto il lavoro che era stato svolto in queste città, il ritorno per andare a cercare se la parola seminata aveva prodotto dei frutti, e i frutti li ha prodotti in effetti. Le chiese cominciano a formarsi e la parola di Dio si diffonde sempre con abbondanza. Allora vediamo un po' che cosa ci racconta il capitolo numero 16. Giunse anche a Derba, Paolo è il soggetto, e a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmise ai fratelli, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. E giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, e oltrepassata la Misia discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione, un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuta questa visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, puntammo dritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è la colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo le donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore ne aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita,
presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti all'autorità e, presentatili ai pretori, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte Paolo e Silla, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò a gran voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: signori, che debbo fare per essere salvato? Ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé. In quella stessa ora della notte lavò le loro piaghe e subito fu battezzato, lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire: libera quegli uomini. Il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo: i pretori hanno mandato a dire che siate rimessi in libertà. Or dunque uscite, andate in pace. Ma Paolo disse loro: dopo averci battuti in pubblico senza che fossimo stati condannati noi, che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora vogliono rilasciarci di nascosto? No, davvero. Anzi, vengano loro stessi a condurci fuori. I littori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando seppero che erano romani. Essi vennero e li pregarono di scusarli e, accompagnandoli fuori, chiesero loro di andarsene dalla città. Allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono. Fin qui la parola di Dio. Amen. Dunque Timoteo, nella prima parte del capitolo numero 16, compare per la prima volta negli Atti degli Apostoli. A lui sono dedicate, scusate la voce verbale, insomma, sono rivolte 2 lettere, prima e seconda Timoteo, e soprattutto la seconda Timoteo ci dice chi è. Timoteo, un ragazzo, un giovane di Listra, figlio di donna ebrea, di padre greco, un giovane di buona reputazione, conosciuto anche fuori città, dunque, non soltanto a Listra, circonciso dalla mamma, perché il padre non fosse, proprio perché il padre non era appunto ebreo. Paolo ricorse a questo atto. La seconda lettera di Timoteo al capitolo 1, tra i versetti 1 e 6, ci racconta qualche cosa di più di questo ragazzo. Voglio leggervelo proprio con seconda Timoteo, il capitolo 1, ripeto, dai versetti sono da 1 a 6, sentite un po'. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia e pace da Dio, Padre, e da Cristo nostro Signore.
Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Quindi Timoteo, come scopriamo, è un figlio di grazia, non è un figlio carnale, ma è un figlio in grazia. Un giovane molto sensibile, un giovane che sa piangere. Ci sono delle persone che non piangono mai, questo giovane è un giovane molto sensibile che piange, un giovane sincero nella fede. C'è un'ottava notizia che viene da lui: sua nonna si chiama Loide, donna di fede, e sua madre si chiama Eunice. E più tardi di lui, nelle due lettere di esortazione, si leggono altre cose che ci rimandano a Timoteo. Vi ricordate? A Timoteo lui raccomanda, Paolo raccomanda, preghiere per tutti gli uomini, re e autorità, ed è ancora una esortazione che deve accompagnare le nostre preghiere. E poi in un altro passaggio ci ricorda che la parola di Dio va diffusa, va detta in tempo favorevole e sfavorevole. Questo la dice lunga sul fatto che noi dobbiamo anche nelle occasioni meno favorevoli cercare di trovare occasione e circostanza per parlare. Le tre città di cui si parla sono Derba, Listra e Iconio, dove i fratelli vengono fortificati, tornando strettamente al testo, e vengono rese note le posizioni di Gerusalemme a queste tre chiese di Derba, di Listra e di Iconio, dove i fratelli cominciano ad organizzarsi. Fortificare i fedeli significa renderli forti nello spirito e renderli edotti delle posizioni che sono emerse a Gerusalemme. E poi c'è una cosa sorprendente che potremmo scoprire tale: la parola in Asia no, lo spirito non permise. I tempi dello spirito, questa è una notizia che ci fa riflettere sui tempi dello spirito. La nostra riflessione deve farci capire che i tempi dello spirito prevedono certi momenti e non prevedono altri momenti. Questo è il momento in cui la parola sarà diffusa in Europa, non in Asia. E infatti un sogno rivelatore dà a Paolo l'ambito di riferimento. Un sogno che dice: qui c'è un uomo macedone che lo chiama, e dall'Asia Minore, dove la scena si svolge, perché tutti questi centri sono centri dell'Asia Minore, di quella che è attualmente la Turchia, per intenderci, c'è da spostarsi dall'altra parte del mare. Un sogno rivelatore. I sogni sono ancora possibili e oggi? È una domanda che vi lascio per la parte successiva del nostro incontro. Voglio ricordare Pierson, che negli Atti dello Spirito Santo scrive: anche Livingstone è un celebre evangelista, io penso che alcuni di noi l'hanno sentito nominare. Voleva andare in Cina, andò in Africa. Anche Carey voleva andare in Polinesia e si trovò in India. Anche Judson, che voleva andare in India, invece andò in Birmania. E questo spiega che anche nell'età moderna, non proprio contemporanea, ma in questi ultimi 100 anni della nostra storia, lo dice proprio Pierson, in questi
gli atti dello Spirito Santo, noi siamo abituati a chiamare gli atti degli Apostoli, questo è il titolo del libro, lui l'ha reintitolo quasi gli atti dello Spirito Santo, scrive che Paolo e Sila sono stati portati a Filippi e ancora oggi ci sono delle persone, degli uomini di Dio che hanno determinati progetti, ma lo Spirito Santo ti porta dove vuole lui e non dove vogliamo noi, perché lo Spirito Santo ha la sapienza di indicarci il cammino. E a Filippi, che è la città più significativa della Macedonia, di Filippi, anche alla chiesa di Filippi viene rivolta un'epistola, come è noto, anche qui si trova veramente come lo Spirito agisce. Agisce per esempio immediatamente in una donna, commerciante di porpora, questa Lidia di Tiatiri, anche lei viene dall'Asia Minore, ma si trova lì, a Filippi, perché il commercio di porpora è un commercio che si sposta molto nell'ambito del mare Mediterraneo e quello che conta è che il Signore aprì a lei il cuore. Non è stata Lidia così brava da avere attenzione nei confronti degli apostoli, avere attenzione nei confronti della parola, ma fu aperto il cuore a lei dal Signore. E di Lidia possiamo mettere in evidenza subito una notizia che ce la fa vedere molto pratica. Nel momento in cui lei accetta il Signore e si affida alle cure spirituali di questi apostoli che le hanno testimoniato la verità lungo il fiume, dopo che fu battezzata con la sua famiglia. È interessante vedere anche come la famiglia molto spesso entra nella storia della salvezza. Ecco che Lidia offre il suo servizio immediatamente. La salvezza innesta le buone opere. Dice: signori, se volete, io sono pronto per ospitarvi. Se ritenete che sia degna, venite pure a casa mia. E li ha quasi costretti ad accettare. La seconda donna che emerge in questo capitolo è una donna molto particolare, è un'indovina. E questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza, dice e grida. Ma è incredibile, questa donna sta dicendo la verità, perché questi uomini, Paolo e Sila, sono veramente dei servi del Dio Altissimo. Dice bene, dice correttamente e annunziano veramente la via della salvezza. Che c'è che non va? Allora, la predicazione è corretta, ma non è guidata dallo Spirito Santo. Noi possiamo sentire anche fuori dal mondo cristiano dire che ci sono degli uomini che sono servi del Dio Altissimo, che annunziano la via della salvezza, ma è solo lo Spirito che ti dice e che ti fa dire queste cose nella corretta tensione. Non è difficile dire che Cristo è morto in croce. Io ho sentito da molti miei amici dire: ma io ci credo veramente, Cristo è morto in croce, Cristo è risorto. E chi lo mette in dubbio? Certo, però nella loro tensione emotiva io ho colto che mancava quel quid di più, quel qualcosa di più. E lo so, tu stai dicendo una cosa che dico anch'io: Gesù Cristo è morto in croce, è risorto, e chi lo mette in dubbio? Però hai l'impressione che manchi qualche cosa. E qui Paolo si rende conto ed è proprio quasi esasperato dal fatto che questa donna pronuncia più volte: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Probabilmente anche fuori contesto, perché questa è un'affermazione così forte che deve essere fatta in un contesto. C'è un contesto dove in questi giorni, tra questo pomeriggio, domani e domenica, alcuni fratelli nostri diranno alla città mercato in città fiera: noi vi mostriamo la via della salvezza, perché questi giovani che vengono da diverse parti d'Italia
in questo contesto di città fiera stanno testimoniando che la salvezza appartiene a Gesù Cristo. Però provate a immaginare che in pieno supermercato, in mezzo al detersivo, qualcuno alza la voce e dice Gesù Cristo è la salvezza. Questo, a mio parere, vuol dire screditare la parola di Dio, perché vuol dire fare quasi teatro, spettacolo, e quindi bisogna stare attenti anche a come si dicono queste cose, ma soprattutto quello che io leggo, e dopo sentiamo il vostro punto di vista. Da questo brano io colgo che queste affermazioni non si possono fare se non c'è lo Spirito che te le lascia fare. Si possono dire tante cose, ma se non c'è lo Spirito che ti lascia dire queste cose sono vuote parole. Ritorniamo al brano. I padroni di questa serva, la collaboratrice domestica oggi non ha padroni, ci sono i padroni in casa. Quella volta c'è un senso del padronato molto diverso nei confronti delle persone, anche la considerano quasi merce sua, merce loro, mi correggo, dei padroni. E questa indovina, che ha perso il dono di essere indovina perché ha acquistato un altro dono, e Stott dice e questa è la prova che lei ha acquistato il dono della salvezza e non farà più l'indovina d'ora in poi. Questa donna ha perduto però queste proprietà che non vengono dallo spirito giusto, vengono dallo spirito maligno, e i padroni suoi sono arrabbiati e portano Paolo e Sila davanti ai giudici. Osservate, qui non c'è il narratore che potrebbe essere verosimilmente Luca nel nostro, perché più spesso abbiamo trovato questa frase noi andammo, noi facemmo, qui invece lui non è coinvolto, sono coinvolti solo Paolo e Sila che vanno, infatti lui non scrive andammo in carcere, lui andarono in carcere. Lui continua a essere il narratore di un avvenimento che non vede veramente, ma sa che loro in carcere, dopo essere stati battuti duramente, pregano e cantano e tutti li sentono. Un terremoto e le catene di tutti che si spezzano. Queste catene di tutti che si spezzano sono veramente fisicamente le catene che tengono i prigionieri e le porte che si aprono. Questo è letterale, però quando si pensa alle catene che si spezzano si può pensare anche a qualche cosa di simbolico, perché nella vita dei peccatori le catene si spezzano e il peccatore non è più legato al peccato. Ma questo, ripeto, è un fatto che accade veramente, che deve essere letto e compreso in senso letterale. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta veramente. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Ora il carceriere, che stava dormicchiando, perché il carceriere deve essere sempre sveglio, altrimenti deve rispondere personalmente di quello che accade nel carcere, ma in questo momento si è addormentato. Si sveglia, il terremoto lo sveglia, e quando vede che tutte le porte sono aperte dice qui sono scappati tutti, e lui sta per uccidersi. Il suicidio è l'unica forma per sfuggire nella cultura romana alla vergogna di un processo che l'avrebbe condannato a morte, perché lui ha causato indirettamente la fuga di tutti. Ma ecco che Paolo lo salva dal suicidio e poi parlerà e lo salverà anche dalla morte dell'anima, testimoniandogli Gesù Cristo. Ma in questo momento lo salva dal suicidio e dice fermo là, non farti del male perché noi siamo tutti qua. E la cosa mirabile di questo terremoto e di questo accadimento è che tutti i prigionieri rimangono al loro posto, non sono tutti pronti a scappare. Sembra quasi che ci sia un atto miracoloso che va al di là di qualsiasi scelta possibile. I carcerati sono incatenati alle loro responsabilità, sono liberi, ma sono incatenati alle loro responsabilità, che sono quelle in questo momento di rimanere in carcere, altrimenti avrebbero causato la morte di questo innocente. E allora ecco che c'è questa affermazione molto forte,
che mi colpisce ogni volta che la leggo. Signori, cosa devo fare per essere salvato? Lui si rende conto di questi prigionieri speciali che ha incatenato e allora ecco che Paolo risponde, credi, ed essi risposero, Paolo e Sila risposero appunto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Questo innesta anche un'altra riflessione. È una promessa questa per tutti noi? Io risponderei che questa è una buona premessa, ma non ha un valore assoluto. Quello che conta invece è vedere quello che succede più tardi, dalla fede al servizio. C'è anche quest'altro sottotitolo che potremmo mettere in questi brani, dalla fede al servizio. Ed ecco che il carceriere lavò loro le piaghe, perché loro erano stati battuti, avevano ricevuto molte vergate, dice la parola, e allora ecco che lui lava loro le piaghe. Prima cosa, e poi, vedete, fu battezzato, ma il battesimo viene dopo, lui ha già cominciato a comportarsi come un figlio di Dio, e poi apre la tavola, e questa tavola che si apre è una tavola serena, felice, perché tutta la famiglia è stata battezzata. È un momento bellissimo questo qui, fa venire in mente veramente quella parola che dice saremo a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe, e c'è questa bella tavolata dove probabilmente avranno fatto anche qualche risata sopra la situazione, non lo dice la parola, ma certamente c'era una lietezza e una serenità fuori dal comune. Ed ecco che la notte si chiude con i prigionieri che poi ritornano nel carcere, perché quello era il ruolo di carceriere, di riaccompagnarli nel carcere. E lì domani i pretori che mandano i loro incaricati, perché lo Stato romano è pieno di funzionari, ci sono i pretori, i littori sono un po' quelli che eseguono quello che i pretori, che sono i magistrati, hanno deciso. E allora ecco che i pretori mandano i lettori in carcere e dicono liberate Paolo e Sila. E a questo punto la sorpresa che noi ci troviamo di fronte, ecco perché Filippi è città sorprendente, perché succedono tutte queste cose sorprendenti. In una situazione normale questi accusati, che comunque erano innocenti, avrebbero dovuto, come si suol dire, tagliare la corda, andate via di corsa e non se ne parli più. E invece Paolo e Sila, che sono guidati sempre dallo Spirito Santo anche in questi atti, sapete che cosa dicono? Avete letto? No, vengono loro qui a liberarsi. Noi siamo cittadini romani, abbiamo dei diritti e noi senza processo siamo stati fustigati in pubblico per di più, quindi vergogna anche, non soltanto male e dolore. Adesso vengano loro a portarci, noi siamo qui in carcere, non ci muoviamo, vengano loro a dirci che possiamo andare. Quando i pretori sentono che questi qui sono cittadini romani, cominciano ad avere veramente paura, perché qui ci scatta una super denuncia che puoi finire di fare il pretore da oggi a domani perché ti sei permesso di fare una cosa così violenta contro dei cittadini romani. Sei impazzito. E questi pretori dicono: noi abbiamo soltanto una strada, dobbiamo andare lì a scusarci. E così si scusano. E questa parte del brano mi fa venire in mente che noi cristiani abbiamo i nostri diritti e doveri. Abbiamo i nostri doveri, ma abbiamo anche i nostri diritti. E i nostri diritti non devono essere calpestati. E quando essi vengono calpestati noi dobbiamo reagire in modo adeguato. Paolo e Sila non dicono una marea di parolacce, avrebbero potuto pure farlo, contro i pretori. Non dicono adesso ci vendichiamo, vi facciamo andare noi in carcere. Adesso vi facciamo perdere il posto di lavoro. Perché voi avete fatto un atto che è gravissimo, avete fustigato il pubblico dei cittadini romani, non è uno scherzo, lo Stato romano è uno Stato che ha delle regole molto rigorose e chi contravviene a quelle regole è nei guai, soprattutto quando è un'autorità. Quindi questi pretori hanno veramente corso il rischio di perdere il posto di lavoro. E se Paolo e Sila si fossero vendicati, chissà come sarebbe andato a finire, perché lo Stato romano è uno Stato
violento, ma è uno Stato di diritto e che rispetta certe logiche. E allora ecco che questi cittadini romani sono stati avvicinati e ad essi è stato chiesto scusa, perché lo Stato deve chiedere scusa quando si sbaglia. E il cittadino Paolo e il cittadino Sila sono consapevoli che lo Stato ha sbagliato, non lo Stato in se stesso, perché lo Stato ha delle leggi che andavano rispettate, ma coloro che rappresentavano lo Stato hanno sbagliato e debbono essere riconosciuti come coloro che hanno fatto gli errori. E noi oggi possiamo trovare questa applicazione. Non dobbiamo accettare l'ingiustizia, non dobbiamo odiare chi è ingiusto nei nostri confronti, non dobbiamo vendicarci. Questo è importante, perché ci scappa di essere vendicativi nei confronti di chi è stato ingiusto nei nostri confronti. Ci scappa di odiare. Io non posso vendicarmi perché non ho gli strumenti, però ti odio da morire e ti auguro che ti venga una brutta malattia. Noi non possiamo odiare e non possiamo vendicarci né col pensiero né con le azioni e tantomeno col pensiero, perché con le azioni noi non possiamo fare grandi cose, ma con il pensiero noi possiamo fare veramente delle cose devastanti ai nostri nemici. Io ho sentito delle persone dire: ti auguro che ti venga un cancro. C'era una persona che io non conoscevo, ma mi hanno raccontato recentemente che quando si arrabbiava con qualcuno ti auguro un cancro. E pensate un po' che brutta roba. E con sorpresa vengo a sapere che quella persona poi è morta proprio di cancro, poveraccio. Lui che aveva odiato così tanto. E insomma, ci siamo capiti fino in fondo. Noi non possiamo odiare, noi non possiamo vendicarci, ma dobbiamo rivendicare invece i nostri diritti quando essi sono traditi. E questo è un ottimo esempio per dimostrare che tu a me certe cose non le dici. Io non mi vendico, non ti odio, ma tu quell'insulto lì, un giorno dovrai chiedermi scusa. E se non tu mi chiederai scusa, la persona che ha offeso il mio fratello, di cui non faccio il nome, attribuendogli una colpa che egli non ha, dovrà un giorno chiedergli scusa. E se non gli chiedi scusa, nessun problema. Il problema è tuo, non è mio. Io non ti odio, Io non ti disprezzo. Io non mi vendico, ma io so che non hai ragione. E siccome so che non hai ragione, un giorno o l'altro la ragione emergerà. C'è tempo, non c'è problema. Filippesi 4, 15, 17. Leggiamo questo passaggio perché queste cose accadono a Filippi e la lettera ai Filippesi è una lettera che al capitolo 4, al versetto 17, ci dice delle cose abbastanza interessanti, da 15 a 17. Adesso compare anche sul video. Anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli, perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Non lo dico perché io ricerchi doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. La chiesa di Filippi, per quello che è successo, è una chiesa che sa mettere in pratica, che sa essere generosa. Mi avete dato veramente quello che mi serviva. Anzi, ero a Tessalonica e mi avete assistito anche quella volta. E ve lo dico, non capitemi male, non perché mi facciate ancora dei doni, ma perché il frutto abbondi a vostro vantaggio. È per voi che vi racconto queste cose.
La lezione di questo capitolo è una lezione che potrebbe avere 8 punti di riferimento. Numero 1, individuare gli uomini di Dio. All'inizio del capitolo abbiamo visto come vengono individuati, Timoteo, uomini di Dio. 2, cercare possibili ambiti di evangelizzazione. 3, battezzarsi. Battesimo non è un optional, è un comandamento. 4, essere di servizio, come Lidia, come il carceriere. 5, pregare, lo sapevamo, lo ribadiamo ancora una volta. 6, testimoniare, lo sapevamo, lo ribadiamo ancora una volta. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. 7, difendi i tuoi diritti senza odiare, ma con le tue sicurezze. 8, conforta i fratelli. Conforta i fratelli. E qui, ancora una volta, Filippi si dimostra in realtà, come abbiamo detto nei titoli, proprio città sorprendente. È successo che Paolo e Sila hanno lasciato la città e sono andati a confortare i fratelli. Avete letto la conclusione? Invece di essere loro, Paolo e Sila, ad essere confortati perché erano stati in prigione e le avevano prese, qui sono loro che confortano. Guardate il dono potente dello Spirito che cosa fa? Fa diventare di coloro che sono i perseguitati quasi gli eroi di un tempo storico. E questi sono veramente degli eroi, gli eroi che sono resi tali però dalla potenza dello Spirito Santo. Non sono resi tali dalle medaglie che danno loro gli uomini, nemmeno dal merito che attribuisce loro il libro che noi stiamo leggendo, ma sono eroi dello Spirito Santo. E allora ci lasciamo con la diretta, con queste riflessioni e con una preghiera conclusiva. Signore, sia lode a te per l'opera dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, tu sia benedetto per l'opera dello Spirito Santo. Ancora una volta abbiamo sentito che cosa può fare lo Spirito Santo, che noi non possiamo, Signore, se non guardare quello che è successo storicamente ed aspettare la forza dello Spirito Santo in questo momento, Signore. Signore, insegnaci a individuare uomini di Dio, a cercare tutti i possibili ambiti di evangelizzazione, perché dobbiamo dire alla gente che si deve battezzare, che devono pregare, che devono testimoniare, soprattutto credere nel Signore Gesù. Signore, grazie perché tu ci insegni anche a difendere i nostri diritti, senza odiare. Grazie, Signore, perché tu sei il vero conforto. Il vero conforto è quello che viene dallo Spirito Santo. Amen. Arrivederci.